Autonomia del Veneto, ma anche della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Domani a Roma la firma della preintesa destinata a cambiare i rapporti tra lo Stato e le tre regioni. Un preaccordo che lascia la possibilità di modificare l'intesa con il futuro governo e all'eventuale allargamento della trattativa a tutte e 23 le materie, come chiede a gran voce il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il pasto normale è antipasto, primo, secondo, dolce e caffè. Se uno è in grado di mangiarle tutte è bene che se li porti a casa tutti, e quindi il menù prevede questo. La Costituzione dice che 23 materie sono delegabili e noi le chiediamo tutte e 23. Una trattativa che si è aperta all'indomani dell'esito del referendum di ottobre e che al momento porta al Veneto le competenze su 5 materie fino ad ora dello Stato e segna soprattutto, anche questo tema molto caro al Veneto, il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard. Significa in questo documento abbandonare la spesa storica, passare ai fabbisogni standard, significa dar vita a una commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano, tra governo e regione, significa trattare su 23 materie, significa anche ovviamente chiedere la compartecipazione su più aliquote e tributi. La nostra idea è avere competenze, meno trasferimenti da Roma e più tasse che restano qui.